Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Come potete vedere ci ritroviamo all'interno della nostra cara mappa conquista e come avete ben potuto vedere all'interno del video precedente disponevamo davvero di tantissime monete. Infatti le nostre casse erano strapiene di oro che fuoriusciva proprio da tutti i pori, non sapevamo più dove metterlo e adesso ritroviamo ben 419 monete. Dove sono andate a finire tutte queste monete? Sono state investite all'interno di infrastrutture commerciali e militari. Allora, intanto, come potete vedere all'interno del nostro promontorio di Izu abbiamo una bella miniera d'oro che sta per essere implementata, cioè sta per essere sviluppata al livello superiore. Inoltre stiamo sviluppando anche l'agricoltura a livello superiore e stiamo accompagnando tutte queste nostre aziende a un bel porticciolo che accoglierà i nostri cari amici francesi, il nostro distretto commerciale francese, che come vi ricordo verrà utilizzato per reclutare la nostra fanteria di marina, la nostra corazzata Ocean, e ovviamente aumenterà anche la ricchezza generata dal porto in questa provincia e otterremo delle difese costiere e otterremo quindi altre 4 rotte in mare praticabili. Inoltre la corazzata Ocean verrà utilizzata in maniera molto strategica perché, come potete vedere, questa flotta che dispongo all'interno di questo tratto di mare è una flotta, una vedetta, una flotta di supporto, perché nel corso di questi turni mi sono accorto che vi era una piccola imbarcazione, diverse navi che andarono a formare una bella flotta che navigavano all'interno di queste acque della costa di Tokai Sud e a bordo avevano un bel esercito, e infatti queste imbarcazioni appartenevano proprio al clan dei Tosa. Quindi con la mia bella imbarcazione rimarrò all'interno di queste acque per prevedere le eventuali mosse nemiche e bloccare la flotta per non farla sbarcare all'interno delle nostre coste a sud e quindi conquistare le nostre città di Totomi e Demikawa. Intanto altri fondi sono stati utilizzati per il rifornimento delle nostre truppe, ovviamente all'interno della nostra nuova città di Mino che è stata appena conquistata. È stata assegnata la costruzione di una bella ferrovia all'interno della città di Totomi, così possiamo trasferire il nostro caro Norman che sta attendendo la costruzione della ferrovia. Ci vorranno ben 6 turni, credo che per l'inizio dell'autunno dovrà essere pronta. E intanto i nostri cari Gucho Chiman hanno reclutato un bel esercito che compone davvero tantissimi uomini armati di lance e di fucili, che si sta avvicinando proprio verso la nostra città di Mino. Come potete vedere la nostra città di Mino dispone davvero di molte unità, ma che sono state rastrellate dalle unità nemiche, quindi si sono appena ritirate dalla guerra e devono avere un po' di tempo per recuperare le forze. Guardate un po', 5 turni, e chissà se la nostra cara Geisha riesce a intrattenere i Gucho Chiman all'interno di questo territorio in attesa di altre truppe di rifornimento. Infatti, come potete vedere, alcune unità provenienti dal sud, ovvero da Mikawa, si stanno avvicinando per aiutare le nostre unità. Ovviamente all'interno della città di Sud Shinano stanno per essere reclutate delle unità, infatti sono già disponibili all'interno. Abbiamo una felicità abbastanza elevata, come potete vedere siamo sotto controllo, quindi possiamo inviare altre 5 unità di fucilieri in aiuto che saranno sempre utili. E intanto vediamo se possiamo far fuori questo maledetto generale nemico, questo Komai Shinome Koki. Lo facciamo fuori con una bella risoluzione automatica e ovviamente le nostre unità l'hanno messa al tappeto, è caduto giù. Puliamo la nostra bella katana e prepariamoci ad offrire supporto. Bene, prendiamo le nostre 4 unità e avviciniamoci. Intanto ritroviamo all'interno della cittadina di Noto il nostro bel generale che è approdato al di sopra di questo promontorio con le sue belle imbarcazioni. Adesso la nostra nave si ritrova anche in portata per far fuoco al di sopra di questa piccola cittadina con il nostro caro esercito, e il nostro daimyo ovviamente dispone delle unità di fanteria di elite, come possiamo dire, in confronto ai nostri contadini. La nostra fanteria di linea è il nocciolo duro di un esercito, come si suol dire, e potete vedere che il nostro vantaggio è abbastanza ovvio. Abbiamo ben 1800 uomini contro appena 594 uomini e mancano altri 2 turni prima di far morire di fame questi poveretti. Quindi continuiamo l'assedio e, come potete ben vedere all'interno del loro riassunto delle forze disponibili, dispongono solo di 2 generali, di un'unità di cavalleria che all'interno di questo assedio è praticamente inutile, unità di cavalleria, e 2 unità di fucilieri e un'unità di lancieri. Quindi è davvero molto certo che noi siamo in grado di vincere questa battaglia. Ovviamente anche con le nostre cannonate dal mare riusciremo a distruggerli immediatamente. E io direi di far avvenire questo assalto immediatamente, visto che l'esercito ormai è moribondo, poiché non hanno neanche una pagnotta da divorare, e ormai abbiamo vinto la nostra
grande cittadina, l'abbiamo conquistata, il nostro daimyo ha guadagnato un bel punto di abilità e anche un bel punto di onore. Provincia catturata. Allora, con un saccheggio otterremo appena 4164 monete, non è un guadagno consistente, quindi occupiamo pacificamente la nostra cittadina. È salito di grado il nostro caro amico, vediamo un po' dove si ritrova il nostro generale nell'esercito, eccolo qui. Allora, vediamo un po' che cosa ritroviamo, un bel servitore da assumere, scarponi da neve, wow, vuole imitare il nostro Frosty l'amicone, meno 5% di perdite in un'era di logoramento, questo può essere un servitore utile, serviva a Frosty, ma Frosty come avete ben potuto vedere è stato uno stronzo che se n'è andato. Bibbia di Re Giacomo, più una al morale per tutte le unità sotto il comando di quest'uomo, bene, la Bibbia di Re Giacomo è importante per il morale delle nostre unità. Allora, utilizziamo questo nostro Makino Tadayuki, dobbiamo trovargli un nome, vediamo se la prossima volta che guarderò questa immagine mi verrà. Intanto selezioniamo la sezione aggressore in modo tale da ottenere una precisione in più per le nostre guardie del corpo, più 1 al comando quando attacca da terra e più 3 all'attacco ravvicinato della guardia del corpo di quest'uomo. Bene, visto che non abbiamo disponibile delle unità di cavalleria, verrà utilizzato come unica risorsa. Allora, dobbiamo adesso utilizzare le nostre unità all'interno di questa cittadina, ovviamente come punto di raccolta per attaccare poi la nostra cittadina di Ida, visto che i nostri cari Sendai ci hanno rubato la cittadina di Echu. Intanto all'interno di questa città, ragazzi, vi ricordo che disponiamo di una bella miniera di piombo che genera 700 monetine alla ricchezza, e nel momento in cui avremo i soldi necessari possiamo fare una bella fonderia d'argento, possiamo ben costruirle e guadagnare ben 1100 monete. Allora, intanto possiamo avanzare di turno e come potete vedere cercheremo di intrattenere il nostro caro esercito, la nostra cara Gescia ci è appena riuscita, però dobbiamo inviare sempre più truppe e rinforzi consistenti per riuscire a bloccare questa avanzata nemica. Maledizione, ragazzi, i nostri cari Saga ce l'hanno fatta. Cercavamo di intrattenerli con quella bella flotta, intanto sono riusciti a sfuggirci. Vediamo un po' dove si ritrovano, guardate un po', vi faccio vedere il luogo dove è avvenuto lo sbarco, a nord vicino alla nostra provincia di Taki. Guardate un po' l'esercito nemico che è appena arrivato alle nostre porte, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare in attesa di rinforzi, reclutiamo più truppe possibili all'interno di un turno. Ovviamente non disponiamo di cannoni, maledizione, però adesso è arrivato il momento del nostro caro Norman di avanzare e aiutare le nostre unità. Arriverà in ben 3 turni, cerchiamo di farcela, ragazzi, davvero molto dura tenere testa a un esercito del genere con queste poche unità. Dobbiamo aver bisogno di un veterano straniero, reclutiamo, facciamo la lista della spesa, anche all'interno della provincia di Taki abbiamo bisogno di un altro agente, vediamo un po', un ninja può essere utile per sabotare gli eserciti, e intanto all'interno di questi territori dobbiamo trasferire la nostra flotta che si ritrova davvero molto ma molto lontano, chissà se riusciremo ad arrivare. Andiamo intanto con le nostre unità, cerchiamo di farcela. Davvero non me l'aspettavo questo attacco nemico. Vediamo se all'interno della cittadina di Musashi possiamo reclutare unità, perché probabilmente la nostra cittadina verrà conquistata nel più breve tempo possibile. Cerchiamo di reclutare molte unità, ragazzi, in modo da sostenere la nostra cittadina. Guardate, questi stronzi li avevo visti mentre viaggiavo, ne me l'hanno fatto, proprio sono riusciti a passare all'interno di queste aree dell'Oceano Pacifico. Intanto guardiamo all'interno del nostro frontone occidentale, troviamo sempre l'esercito nemico che è pronto ad attaccare le nostre unità. Intanto stiamo trasferendo sempre più risorse per difenderci. Vediamo se il nostro ninja può sabotare l'esercito, e mi dispiace ma non abbiamo abbastanza monetine. Bene, andiamo avanti e vediamo che cosa accadrà. Probabilmente attaccheranno la nostra cara cittadina. Bene, allora qui abbiamo una bella navicciuola dell'esercito dei Sado, quindi andiamo nella sezione diplomazia e vediamo se i Sado sono molto amichevoli con noi. Perfetto, siamo anche alleati, perfetto, non abbiamo alcun problema, perché questa nave probabilmente è in lotta con gli Echu e quindi andrà ad attaccarli direttamente. Allora diamo un'occhiata all'interno del mese successivo che cosa accadrà, ragazzi, speriamo bene, vediamo un po' se riusciamo a contrastare questi nostri avversari. Come vi dicevo, ragazzi, i nostri Saga ci hanno appena adesso attaccato, è un assedio davvero molto vispo che sta per essere combattuto. Questo assedio lo dobbiamo combattere necessariamente, perché se attiviamo la nostra risoluzione automatica ovviamente perderemo la battaglia,
battaglia, quindi cercheremo di combatterla, anche se perderemo, è molto probabile perché non disponiamo davvero di molti vantaggi, non abbiamo unità di artiglieria, non possiamo far fuori le nostre unità con la modalità in prima persona, che è davvero molto divertente. Comunque questa battaglia sarà una battaglia molto importante, se riusciamo davvero a resistere con queste unità tutto ci verrà più facile, perché non abbiamo rompiscatole provenienti da est. E intanto andiamo a vedere che cosa accadrà all'interno del Benvenuti ragazzi all'interno del nostro castello. La nostra resistenza la potete vedere all'interno praticamente del nostro caro castellino in legno. Diamo una bella occhiata al nostro caro castello. Intanto iniziamo la nostra partita, perché probabilmente dobbiamo schierare le nostre unità da dove ritroviamo i nemici. Allora troviamo un bel guado ragazzi, un bel guado che attraversa la nostra cara isoletta, e potete vedere che il nemico si è schierato in diverse posizioni. Ci attaccherà da 3 fronti. Resistere a tutti i costi, generale. Lo sapevo, non c'era bisogno che me lo dicevi, caro amico. Allora ragazzi, non disponiamo di un generale, quindi le nostre truppe rimarranno senza morale se non riusciamo a tenerle nella maniera corretta. Intanto abbiamo ben 2 torri per arcieri e dobbiamo utilizzare davvero in maniera molto ma molto adeguata le nostre unità. Allora, visto che la parte consistente dell'esercito nemico si ritrova sul frontone nord, posizioniamo più unità di fucilieri su questo frontone. Ovviamente anche all'interno di questo settore posizioniamo delle unità, e all'interno anche del settore sud posizioniamo le nostre unità, perché ovviamente, come potete ben notare, il nemico dispone sia di lancieri che unità di cavalleria con sciabola, e dobbiamo freddarle prima che arrivino. Una cosa molto importante e anche molto utile è il nostro ruscello, le nostre acque basse che intratterranno i nemici per un po', visto che c'è anche questa bella salita, le nostre unità si divertiranno a far fuoco. Allora, intanto vediamo le mosse del nemico, se si decide ad andare avanti o aspetta che noi usciamo dal nostro campo. Ecco ragazzi che i nostri uomini iniziano a bersagliare i nemici. Come potete vedere, una bella nuvola di fumo si alza dalle nostre care mura in legno. Quello che abbiamo ragazzi, intanto ho posizionato delle unità davanti al nostro portone, in modo tale da colpire le nostre unità nella maniera più veloce possibile. Ecco le unità nemiche che si stanno avvicinando, siamo pronti a far fuoco con tutta la nostra potenza. Come potete vedere, le unità del nemico stanno attraversando il ruscello e cominciano a cadere giù. Guardate le nostre unità come fanno fuoco davvero in maniera costante. La prima unità sta già per andare via, i nostri lancieri sono pronti con le loro lance a far fuoco, anzi a infilzare i nostri nemici, mentre i nostri uomini inizieranno a dar copertura. Bene, ecco delle unità che cominciano a rispondere a fuoco, questi maledetti, questa fanteria di linea ragazzi. La fanteria di linea è molto più esperta dei nostri cari contadini. Bene, 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 chissà se ce la faremo. Più uomini riusciamo a distruggere ragazzi, meglio sarà per le nostre unità che andranno a riconquistare il nostro castello. Bene, la prima unità sta per andare via. Vediamo un po' questa unità sul quale il nemico sta continuando a far fuoco. Bene, sta cercando di far scappare questa unità. Ecco che si sta avvicinando il nemico. Dannazione da questo lato come sta andando. Bene, le unità di lancieri stanno per essere freddate. Questa unità la possiamo posizionare nella maniera inversa, in modo tale da colpire il nemico immediatamente. Benissimo, queste unità in questa posizione, in modo da colpire i lancieri che saliranno al di sopra del nostro forte. Ok, una unità è già stata mandata in rotta. Perfetto, le nostre unità continuano a far fuoco, avanti che stanno salendo. Queste unità possiamo portarle indietro. Molto bene, queste unità anche. I nostri lancieri ragazzi, dove sono i nostri lancieri pronti all'attacco? Andate, andate, andate. 2 unità di lancieri in questa posizione ragazzi per intervenire. Le nostre unità di fanteria di linea indietro. Indietro, toccherà ai lancieri attaccare. Bene, 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 bene. Andate, andate, andate. Fuoco ragazzi a volontà, qua sopra non vi può toccare nessuno. Andate, state tranquilli, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Benissimo, attenzione, messi in questa posizione amici miei. Bene. Il vostro generale è sotto attacco. Il nostro generale, chi è il generale? Un lanciere è il generale, attenzione ragazzi. Andiamo, 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 anche queste unità sono necessarie all'interno di questa posizione. Da questo frontone abbiamo fatto fuori tutte le unità. Andiamo, andiamo, queste unità portiamole indietro e con queste unità continuiamo a far fuoco. Bene, 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 bene. Andiamo, ecco delle unità che stanno cominciando a salire. Ruotiamo i nostri uomini, questi altri uomini possiamo continuare a ruotarli. Vediamo se riusciamo a intrattenere il nostro nemico. Dai, dai, forse ce la facciamo. Bene, bene, altri lancieri all'attacco. Ecco, anche 3 unità di fanteria stanno per essere mandate via. Ragazzi, se riusciamo a vincere quest'altro assedio non so che cosa dobbiamo fare ai nostri cari uomini. Una statua al valore. Andiamo, possiamo portare indietro i nostri cari uomini, i nostri cari lancieri, non dobbiamo perderli ragazzi, le nostre uniche unità di corpo a corpo. Tornate indietro, ecco i nemici che stanno fuggendo. Andiamo, andiamo, ecco delle unità di fanteria qui. Andiamo, andiamo, queste unità di lancieri possiamo portarle via.
Andiamo via. Da questo lato cosa sta succedendo? Allora ragazzi, fate fuoco. Voi fate fuoco qui, non fate salire a nessuno. Perfetto, questi uomini possiamo metterli in questa modalità, anzi in questa posizione. Quale modalità? Perfetto. Da questo lato gli uomini nemici stanno continuando a scappare. Queste unità da questo frontone possiamo farle venire in aiuto. Bene, 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 andiamo, andiamo. Ragazzi, l'esercito nemico è in rotta, non sa più che cosa fare. Guardate un po' questi maledetti che vagavano all'interno delle acque come lupi di mare per tantissimo tempo, sono sfuggiti alla nostra flotta di corvette e fregate. Adesso stanno tornando all'interno delle loro imbarcazioni, li stiamo rispedendo nell'Oceano Atlantico. Andiamo avanti, posizionatevi nelle vostre posizioni ragazzi, per dare il colpo di grazia a questi maledetti. Ma ancora tutto l'esercito è qui, ha solo perso un po' di morale e a breve ritornerà, quindi dobbiamo prepararci a intaccare il loro morale nel momento in cui si avvicineranno. Questi uomini sono un po' mal ridotti, possiamo riposizionare altre unità più nuove. Perfetto, queste unità vediamo un po' se possono essere bersagliate nella maniera corretta. Ok, i nostri lancieri adesso possiamo posizionarli un po' più indietro, ovviamente sempre il nostro generale un po' più indietro per evitare delle perdite. Perfetto, queste unità devono ritornare, anzi tutte le unità devono ritornare al loro posto, anche l'unità di cavalleria con sciabola sta per essere mandata via. Ed ecco qua che il generale si fa coraggio, inizia a scalare come un ragnetto la nostra cara Bastiglia. Andiamo avanti, posizioniamo le nostre unità pronte a intaccare il suo morale per buttarlo giù. Prendiamo una bella unità di lancieri e andiamogli incontro, perché se il generale fuggirà anche... attenzione ragazzi, un'unità di fucilieri è uscita inavvertitamente fuori e adesso verrà utilizzata come esca per le nostre unità, anzi per l'unità di cavalleria del nemico. Bene, 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 forza amici miei, fate fuoco a questi cavalieri e buttateli giù. Avanti, 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 dobbiamo utilizzarli come esca, visto che sono usciti. Tutto l'esercito è ancora qui, ragazzi. Vediamo un po'. Posizioniamo questi uomini qui, devono entrare direttamente in portata. Forza, forza, forza che l'unità è riuscita a uscire. I fucilieri stanno uscendo, ragazzi, sono impazziti. Andiamo, andiamo. Forza, forza amici. Salite. Mettetevi nella vostra posizione. Tutti in posizione. I lancieri possiamo portarli un po' indietro. Questi fucilieri pronti ad attaccare e ormai il morale nemico è distrutto, ragazzi. Abbiamo vinto un'altra importante battaglia. Mi raccomando, votate e commentate per questa vittoria fantastica. Vediamo un po', forse vittoria decisiva anche. Wow, vittoria decisiva. E adesso andremo a dare una bella occhiata all'interno della nostra sezione, anzi all'interno del nostro riepilogo, per vedere quante unità siamo riusciti a far fuori. Vittoria decisiva, ragazzi, non ci si crede, abbiamo perso solo 263 unità contro 2778 unità del nemico e non sono rimaste davvero, e non è rimasto davvero alcun uomo, ed ecco che l'unità nemica perisce all'interno del nostro campo e la flotta nemica adesso è in viaggio. Guardate là, c'è un'altra bella nave che adesso non ci faremo fregare, un'altra bella flotta che sta arrivando per ovviamente sbarcare all'interno delle nostre coste, e adesso noi abbiamo delle belle unità di marina, vediamo un po' se riusciamo a attaccare il nemico. Ragazzi, sta iniziando anche un altro assedio. Ovviamente all'interno delle partite successive troverete davvero il fuoco all'interno della nostra cara mappa conquista, perché ovviamente, come avete ben potuto vedere, i nemici continuano ad attaccare. Ecco alcune flotte che iniziano a rompere le scatole. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.